Sì, noi stiamo completando una partita complessiva su ingegneria finanziaria che riguarda sia sostegno alle imprese in essere, quindi attraverso incentivi sulla ricapitalizzazione o anche sugli investimenti, soprattutto in settori di innovazione e ricerca. Questo fondo invece è un fondo di partecipazione a capitale di rischio, è un bando di 15 milioni di euro e il soggetto gestore ne dovrà mettere altrettanti, quindi partiamo con 30 milioni ed è soprattutto indirizzato alla costituzione di nuove imprese su settori innovativi e quindi credo sia una spinta in questo momento anche di difficoltà non solo a dare assistenza a chi c'è, ma soprattutto anche cercare di far partire nuova impresa e anche impresa di qualità e soprattutto impresa che possa avere anche un futuro. Con la logica è sempre quella, il capitale pubblico deve essere come volano di partenza di capitale privato. Assieme a questo faremo poi anche un po' di assistenza e di pubblicità anche alla cosa, perché riteniamo che il Veneto debba mantenere alta la sua volontà di fare impresa, cioè la volontà della gente veneta di intraprendere, di mettere a disposizione e di utilizzare i talenti che ha.